Siamo qui nel nuraghe azzurro, un nuraghe che ha una particolarità rispetto agli altri nuraghi. Come potete vedere dalle immagini, all'interno c'è un colore azzurro, un colore azzurrino, celestino. Allora, questa nuraghe è stato segnalato e scoperto da Leonardo Melis. Siamo qui direttamente con lui che ci spiega qualcosa su questa particolarità di nuraghe. Adesso vi faccio vedere le immagini e si vede proprio un azzurro. Vi confesso che non c'è nessuna manipolazione video, non c'è nessun effetto ottico, ma stiamo semplicemente qui inquadrando con la telecamera, apponendo nessun tipo di filtro. Quindi quella è l'immagine che vediamo anche noi qua. Leonardo, siamo qui all'interno del nuraghe azzurro. Spiegaci qualcosa su questo nuraghe, perché è molto particolare. Allora, il nuraghe chiaramente non l'ho scoperto io, è qui da migliaia di anni, quindi c'entravano persone, animali e compagnia varie, ci sono stati sciardani, nuragici e qualcuno di passaggio. Io ho scoperto il colore del nuraghe, che era ignoto, ripeto ignoto a tutti, compreso il mio amico, il padrone del terreno, che rimase estasiato anche lui quando lo vide. Le pietre sono azzurre. Quando io scoprì la cosa, grazie al gruppo Gente Sciardana, una componente, soprattutto una ragazza del gruppo che suggerì il colore del nuraghe all'interno, quando lo scoprì chiesi ad alcuni amici geologi un parere. Chiaramente gli amici geologi me ne diedero di diversi. Uno parlò di alghe, qualcun altro di licheni, come ad esempio il nuraghe arrubio di Orroli, che ha dei licheni, ma i licheni crescono all'esterno, non all'interno. Le alghe le abbiamo escluse e quindi non se ne cavava piede. Noi siamo tornati sempre con il mio gruppo Gente Sciardana, amici di Leonardo, un fan club di Leonardo Melis, e abbiamo studiato un nuraghe finché non ho scoperto la vera causa di questo colore, perché le pietre sono azzurre, nel senso che le pietre non sono né colorate né cangiano di colore, anzi cangiano di colore all'esterno, perché la pietra è azzurra, cambia il colore con l'esposizione al sole. Qualcuno, un geologo, recentemente affermò anche il fatto che queste pietre diventano azzurre perché illuminate da lampade a LED. Io non ho mai usato lampade a LED, comunque sono azzurre, ve lo posso confermare, vi invito già a venire a vederlo, magari in compagnia di qualche guida di nostra conoscenza, del paese di dove risiediamo adesso. Praticamente queste pietre ricordano il fatto di Stonehenge, che molti ignorano, ma alcuni appassionati conoscono. Stonehenge fu costruito con pietre portate a 200 km di distanza. Perché? Perché erano azzurre, completamente azzurre. Bene, oltre Stonehenge, questo è l'unico sito archeologico completo, completamente azzurro, perché è azzurro anche all'esterno. È difficile dirlo perché anche dalle riprese che noi abbiamo fatto, dall'esterno le pietre sono grigie. Qui si tratta di una pietra tracchite, sono pietre in tracchite, che solitamente la tracchite ce n'è rosa, ce n'è verde, ce n'è di tanti colori, ma noi le vediamo spesso di color grigio, perché è esposta alle intemperie. Qui all'interno le pietre sono rimaste al riparo dai raggi solari, infatti una parete all'ingresso cambia pian piano di colore e diventa grigia. All'esterno sono quasi del tutto grigie, ma noi abbiamo trovato degli angoli in cui il sole non batte, dove le pietre sono azzurre. Non solo, abbiamo trovato anche la provenienza di queste pietre, che sono circa a 20 km di distanza da questo nuraghe. Abbiamo trovato la cava che è all'interno di una grotta e abbiamo praticamente scoperto che le pietre sono azzurre da una pietra scheggiata da qualche animale trovata nelle vicinanze di una tomba, sempre qui a 20 km di distanza. Quindi le pietre sono dal cuore azzurro e diventano grigie. Ora io ho provato a parlare con amici direttori di museo, amici archeologi, amici persino della sovrintendenza. Sapete il mio rapporto con la sovrintendenza qual è? Ma qualche amico c'è ancora. Abbiamo cercato di scuoterli un po', di farli notare che non può questo nuraghe restare inosservato. Non farà la fine delle statue della città della Giara di Bruncosluegiu, dove i tombaroli ormai hanno deciso di saccheggiare, quella noncuranza sempre della sovrintendenza. Qui il nuraghe va scavato, perché intanto è un nuraghe importante per le sue dimensioni, è un pentalobato,
ci sono delle tombe a fianco, io l'ho conosciuto ripulito, non del tutto scavato, ma siamo riusciti a entrare anche con l'archeologo, era il direttore qui dei beni archeologici all'Accoli, e siamo riusciti a scendere, però oggi non si può più perché è sommerso dalla vegetazione. Però, ripeto, questo è il nuraghe azzurro e ci tengo anche a precisare una cosa, delle tante che mi vengono attribuite, delle tante che mi vengono scippate. Mentre sulla giara è stato sempre scritto che non ci sono insediamenti abitativi archeologici, e invece io ho scoperto non una ma due città, una nella giara di Sezzo, una nella giara dei Genoni, anche questo nuraghe che era conosciuto dai più, certamente pastori, allevatori eccetera, e chiunque l'ha conosciuto come nuraghe, ma il fatto che è un nuraghe azzurro è una scoperta di Leonardo Baylis. Grazie.